gli eventi come questo sono propedeutici a quella che chiaramente è un turismo, io definisco ormai 4.0. Con la collega Elvira Amata abbiamo chiaramente fatto un'azione insieme, come azione di governo, e abbiamo investito tantissimo per quanto riguarda i 145 milioni per la ristrutturazione di strutture alberghiere, B&B, eccetera eccetera. Stiamo portando avanti anche investimenti per quanto riguarda le attività sportive, ma oggi giustamente, e questo ringrazio il Presidente Spina, bisogna guardare anche a qualcosa di alternativa. Le macchine d'epoca chiaramente rappresentano quello che eravamo ieri e che soprattutto siamo oggi, che insieme chiaramente al turismo di prossimità, al turismo chiaramente enogastronomico e a tutte quelle attività che sono ormai innovative e che attraggono da tutte le parti del mondo i turisti, ma anche i curiosi, anche coloro che chiaramente amano, come in questo caso le macchine d'epoca, e danno spunto chiaramente di poter far migliorare quella che chiaramente è un'economia che è sempre più lenta. Io personalmente devo dire guardo con attenzione all'attività turistica, perché sto preparando anche un disegno di legge che punta a questi eventi che, come abbiamo fatto come Catania l'ha sviluppato sulle attività sportive, secondo me questo lo possiamo riportare in altri ambiti per cercare di aiutare chi ha ancora voglia di organizzare e soprattutto di fare mostra di quelle che chiaramente sono le nostre risorse, e dare anche chiaramente in contraccambio un contributo economico che possa aiutare tutti questi eroi coraggiosi nostri conterranei che amano la nostra terra come personalmente la amo io, e chiaramente cerco di andare su questa direzione. Abbiamo 90 equipaggi e vengono apposta dal Brasile, dall'Argentina, dalla Colombia, dagli Stati Uniti 12 equipaggi, 24 persone, dal Canada, dalla Germania, dall'Austria, dal nord Italia, diciamo da 3 o 4 continenti addirittura. E siamo felici perché sta andando tutto benissimo. Attirare queste macchine anche di grande valore non è facilissimo, ma ci aiuta la nostra splendida Sicilia. Abbiamo una Ferrari California, quella veramente originale, che vale decine di milioni, un Porsche 906, tante Jaguar XK, tante auto anteguerra, Austin Healey e tante belle auto. Quelle più datate sono dell'anteguerra, appunto del 1930, 33, 25, proprio noi le chiamiamo affettuosamente le nonnine. Siamo come al solito in splendidi alberghi. Iniziamo dal lato di Mazara del Vallo, che visiteremo un po' tutta quella zona, andremo a Selinunte, ad Erice, tutte le bellezze della nostra Sicilia. Poi saremo al centro della Sicilia, ad Enna, per pranzare a Mandrascate, e poi saliremo il venerdì sull'Ettera e infine in piazza Università qua a Catania. È un evento che 27 anni fa abbiamo congegnato basandolo sia in ossequio, diciamo, all'aspetto turistico e culturale della nostra terra, a cui teniamo veramente tanto, e l'aspetto sportivo, perché si tratta anche di una gara di regolarità per auto storiche. Quest'anno, ogni anno seguiamo un itinerario diverso. L'itinerario di quest'anno prevede la partenza da Palermo, toccheremo poi la provincia di Trapani, quindi Mazara del Vallo, Erice, Selinunte, Partanna e qualche altra località. Poi attraverso Agrigento ci trasferiremo sulla costa orientale della Sicilia, quindi arriveremo a Catania e chiuderemo l'evento con la cronoscalata all'Etna. È un evento che riscuote un grande successo in tutto il mondo. Devo dire che in particolare diversi americani e diversi canadesi, anche brasiliani e argentini, colgono l'occasione del Rai dell'Etna per venire a visitare la Sicilia. Per parecchi di loro non è la prima volta che vengono, anzi addirittura ci sono equipaggi che torneranno per la quinta, la sesta, la settima volta.
però evidentemente ogni anno riusciamo ad offrire loro una visione diversa delle nostre bellezze turistiche.